Buongiorno a tutti e benvenuti nella cucina di Cantina Veneta Collis. Oggi altra ricetta molto profumata, altra ricetta ricca di racconti di territorio, sia per quanto riguarda gli ingredienti, sia per quanto riguarda il protagonista di questa ricetta, che appunto è il durello spumante brut. Per cui le cozze, un piatto semplice, molto semplice, ma che non è banale nella sua lavorazione, e lo vedremo. Il pomodorino, che ha quella punta di acido, se volete, diventerà molto più elegante con una lavorazione in forno a base di zucchero. Lo scalogno, più elegante dell'aglio, lascerà un profumo particolarmente delicato, anche la sapidità delle cozze stesse, e infine il sentore un pochino severo, leggermente agrumato del durello spumante brut riuscirà a chiudere tutto in un piatto decisamente molto elegante. Come fanno questi a diventare questi? Beh, molto semplicemente ci vuole un po' di tempo, un forno e qualche ingrediente come un filo d'olio, zucchero di canna, sale, pepe e magari qualche aroma. Per aroma intendo un bouquet garni, delle erbette fresche. Per cui all'interno di una teglia come questa, coperta da carta forno, oppure se volete anche in purezza, stenderete questi pomodorini, un pizzico di zucchero, come vi dicevo, sale, pepe e olio, qualche erbettina, e si passa alla cottura in forno, che può essere statica 160 gradi per un'ora, un'ora e mezza, oppure più semplicemente ventilata 200 gradi 30 minuti. Vi restituirà questa tecnica di cottura un pomodorino concentrato, una sorta di piccolo bottone che si sprigiona in bocca tutto il suo gusto e soprattutto che potrete utilizzare anche per altre preparazioni. In questo caso a noi servirà per rendere le nostre cozze molto più eleganti, così da abbinarle perfettamente al durello spumante. Cozze pulite, potete farle pulire dal vostro pescivendolo oppure le potete pulire a casa voi, una spazzolina o anche semplicemente la classica spugnetta un pochino più abrasiva, e poi togliere la barba. Mi raccomando, devono essere freschissime. A questo punto olio all'interno di una casseruola, un filo d'olio extravergine d'oliva per poter insaporirlo con lo scalogno e l'aglio. 1, 2, 3 massimo spicchi, interi però, non tritati, che poi sarà più semplice toglierli. Casseruola capiente, olio extravergine d'oliva, un po' di aromi, in questo caso l'aglio e lo scalogno, e le cozze. E si chiude subito. Aspettiamo 5 minuti, poi aggiungiamo gli altri importantissimi ingredienti. Vedete che dopo qualche minuto si sono aperte le cozze, e infine, come vi dicevo, gli altri due ingredienti, i pomodorini confit e ovviamente il durello. Non sarà necessario salare in quanto le cozze sono naturalmente sapide. Pepare all'ultimo momento e il durello riuscirà a dare un profumo particolare con la cottura dei pomodorini alle nostre cozze. Io sento un profumino, in effetti sono decisamente molto profumate e anche molto belle da vedere. Allora, un po' di prezzemolo, ma non solo le foglie, tritate anche i gambi, metà gambi, metà prezzemolo, perché il gambo è un pochino più dolce, è un pochino più aromatico e quindi sarà veramente un bel connubio con tutti gli altri sentori che siamo riusciti ad inserire all'interno di questa ricetta. E poi mescoliamo appena e serviamo. Potete servirle così in purezza, oppure potete anche far ridurre il fondo di cottura e utilizzarlo poi come una salsina decisamente molto aromatica. Un pomodorino per decorare maggiormente il nostro piatto e buon appetito! I Monti della Lissinia sono riusciti a cullare le uve con le quali è stato preparato il durello spumante brut, e noi andiamo tutti al mare con le cozze che vengono dalla Laguna Veneta, quindi diciamo che rimaniamo nella nostra meravigliosa regione a raccontare mari e monti con dei profumi davvero particolari.